Eccolo il nuovo sbarramento sul canale Brian. Poco più di 2 degli oltre 15 milioni di contributi VAIA assegnati al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale dal commissario delegato della regione sono stati destinati al ripristino di questo sbarramento tra i comuni di Caorle, Raclea e San Stino di Livenza. L'obiettivo è migliorare la resilienza dell'area ai cambiamenti climatici e contrastare la risalita sempre più invasiva del cuneo salino. Sono state modificate le paratoie in acciaio praticamente per garantire una difesa a mare molto importante. Ricordo che qui siamo proprio a confine sulla litoranea veneta, che praticamente per noi è mare, mentre a monte riusciamo a trattenere l'acqua dolce per le coltivazioni. Lo sbarramento riveste un ruolo cruciale nella gestione delle acque dolci di monte a beneficio di circa 30.000 ettari di superfici agricole. Durante l'emergenza siccità del 2022, inoltre, la struttura aveva garantito l'approvvigionamento di acqua potabile delle località costiere. L'infrastruttura sul Brian si inserisce in un quadro molto ampio di adattamento climatico dell'area, che prevede l'innalzamento delle arginature a mare e nuove opere di regolazione idraulica lungo la litoranea veneta.